Un anno fa l'allora vice premier Matteo Salvini visitava la Fiera della Caccia delle Armi proprio a ridosso dell'approvazione dell'attuale versione della legge sulla legittima difesa. Ad un anno di distanza Salvini ritorna e il mondo della politica locale si è preparato ad accoglierlo. Ogni norma in Italia è sempre migliorabile. L'importante però è avere visto i primi riflessi, cioè già ora vi sono stati dei casi che sono stati virgolette, risolti prima del rinvio a giudizio, ancora in sede di indagini, con l'applicazione di questa norma. Credo che per Salvini il tema non sia tanto quello della caccia, ormai è da tanto tempo che sul tema delle armi e della legittima difesa, diciamo così, ammicca le posizioni più estremiste e violente. Nessuno dice che di fronte a una situazione di pericolo una persona non possa reagire, infatti esiste lo strumento della legittima difesa, esiste nelle leggi dello Stato. Diverso è incentivare e spingere l'uso delle armi. Ci aspettiamo che Salvini venga qua e continui a difendere il mondo delle armi, il mondo della caccia, ma così come sta facendo Giorgia Meloni, così come stanno facendo i big politici che capiscono che non sempre caccia e armi vuol dire, come abbiamo assistito in questi periodi, femminicidi o tante altre brutte cose. Chi ha la licenza di caccia, chi ha un porto d'armi è un cittadino di serie A dalla fedina penale pulita. Mi fa molto piacere vedere arrivare il nostro leader Salvini perché insomma continua a dimostrare un'attenzione particolare nei confronti del Veneto, ma soprattutto anche al nostro mondo, alle esigenze che ha questa terra. Quindi so che spesso è stato accusato di avere a cuore le altre battaglie e quindi non pensare all'autonomia, invece penso che proprio la sua presenza anche oggi qui a Vicenza e più tardi a Padova stia proprio a testimoniare l'interesse nel portare avanti le battaglie del Veneto, ovviamente anche in sede nazionale. Matteo Salvini da anni viene in questa fiera a salutare i produttori appunto e gli armieri di tutta Italia, a chi lavora nel mondo del tiro a volo e della caccia. È un momento anche per fare il punto della situazione di un settore importante dell'economia nazionale. Siamo un'eccellenza anche alle prossime Olimpiadi, sicuramente saremo protagonisti. L'arrivo dell'ex ministro Salvini è importante perché dà un segnale di vicinanza anche a questo mondo e devo dire che come ministro dell'interno ha fatto molto bene anche per la città di Vicenza. Sicuramente Salvini difende le sue leggi, difende tutto quello che ha portato avanti perché effettivamente è una cosa giusta. Naturalmente c'è chi non la pensa come Salvini, non c'è chi la pensa come la Lega, ma penso che noi dalla nostra parte abbiamo il popolo, abbiamo la gente.